Dunque, io partirò enunciandovi, diciamo, no, subito cos'è l'OINC, come è formato, diciamo, partendo un pochino dall'ABC, e poi il dottor Cavarretta vi racconterà quella che è stata l'esperienza che abbiamo avuto noi, il progetto sviluppato dalla nostra unità di ricerca. Perché nasce l'OINC? L'OINC nasce per mettere in comunicazione tutti i dati clinici, tutto ciò che riguarda comunque i risultati dei laboratori, e quindi cercare di costruire un linguaggio comune sia per i dati di laboratorio che per tutte le osservazioni cliniche. Ovviamente l'OINC è stato creato e gestito dal Regenstrief Institute con sede ad Indianapolis, istituto che collabora con l'Università dell'Indiana e con la National Library of Medicine e con il National Institute of Health con sede a Bethesda. Dunque, questa è l'interfaccia web dove trovate tutte le informazioni ovviamente relative all'OINC, che ovviamente anche tutto ciò che è scaricabile gratuitamente, tutto il database l'OINC e Relma, che è il software per il mappaggio da un codice locale verso il codice LOINC. Dunque, il LOINC ovviamente, come ho già detto, come già ha annunciato il dottor Pradella nel precedente intervento, fornisce quindi un insieme di nomi universali che sono collegati da un codice ID, e dopo vi è tutta l'identificazione del test clinico e di laboratorio. Come è formato il codice LOINC? È formato da un formal name che è costituito da 6 parti: il component, la property, il time aspect, il system, scale type e method type. Andiamo più nel dettaglio. Quindi il primo componente, ovviamente non sono tutti obbligatori, ma diciamo questo è il nome completo. Il primo è il nome del componente, quindi dell'analita strutturato, che può essere appunto ad esempio il glucosio. Nella seconda parte abbiamo la proprietà osservata, quindi che può essere la concentrazione di una sostanza, la massa o il volume. Time aspect rappresenta il tempo della misurazione, quindi se è nel corso del tempo o se è una misurazione momentanea. Il sistema indica il tipo di campione che viene analizzato, ad esempio l'urina o il siero. La scala di misurazione, se è qualitativa versus quantitativa. Il method indica la metodologia della misurazione, ad esempio metodo radioimmunologico. Che cosa non rappresentano i codici LOINC? Lo strumento che viene utilizzato durante l'analisi non lo troverete nel codice LOINC, ma potreste trovarlo comunque negli attributi, ma diciamo non fanno parte di quello che vi dicevo prima, che è il nome completo. Non comprendono la priorità nell'esecuzione dell'esame, ad esempio se è un esame di routine o un esame con alta priorità. Chi ha verificato il risultato, la quantità del campione analizzato e il luogo in cui il test è stato svolto. Ma sono tutte caratteristiche che comunque si possono trovare sempre, vi ripeto, in attributi aggiuntivi. L'OINC è un linguaggio internazionalmente riconosciuto, giusto per darvi qualche numero aggiornato, diciamo, a marzo 2011, comprende 10.000 membri con 43 organizzazioni in 140 paesi, con traduzioni validate in diversi paesi. Per quanto riguarda l'italiano, noi ci stiamo occupando della traduzione italiana.
E potrete trovarci anche qui nel sito che vi ho fatto vedere prima, l'interfaccia Loink. Nella parte del International vedrete tutte insomma, le nazioni, chi si occupa delle varie traduzioni, e qui troverete la nostra unità di ricerca che vi riporta all'interfaccia del nostro sito web. Perché Loink? Perché comunque vi sono delle regole tecniche emanate nel dicembre 2009, che sono degli standard tecnici per la creazione del documento di prescrizione, sempre secondo lo standard cui vi diceva prima il dottor Predella, e che prescrivono l'utilizzo di CD9, cioè l'International Classification of Disease della nona revisione, per quanto riguarda le diagnosi, e per quanto riguarda gli esami di laboratorio ovviamente Loink. La nostra attività è iniziata comunque con un gruppo che si è costituito nazionalmente, diciamo, all'inizio timidamente, ma piano piano insomma ha preso forma, e il gruppo che abbiamo appunto definito Gruppo Loink Italia. E in particolare c'è stata una forte collaborazione con le Molinette e con la dottoressa Bessone qui presente, che appunto ci ha fornito una gran parte di dati iniziali per costruire il tool di cui vi parleremo a breve. E ovviamente che c'è stato fondamentale per iniziare il lavoro di traduzione. Il lavoro di traduzione è stato fatto ovviamente collaborando con tutti i dati, cioè con l'intreccio di tutti i dati fornitici dalla dottoressa Bessone e da altri laboratori, e poi è stato validato da un comitato di esperti che è la facoltà di farmacia, che collabora con noi dell'Università della Calabria. Tutti i dati che noi, comunque tutte le traduzioni che pian piano noi facciamo, sono costantemente inviate al Regenstrief, che provvede a validare e a generare i 45.000 codici Loink, e che controlla ovviamente e valida la parte insomma sintattico-semantica. Come abbiamo lavorato per la traduzione? Il database Loink ha due parti principali, dove si trova il formal name e il display name. Il formal name è, diciamo, il nome tecnico, e il display name è un nome che loro chiamano il friendly, praticamente più familiare insomma per l'utente, e quindi poi che si andava a tradurre nella Your Translation, che quindi la traduzione del nome tecnico, è Your Synonyms della traduzione del nome più di facile insomma comprensione. E quindi un esempio, in questo caso l'inglese in questo caso è stato mantenuto, in quanto il nome, diciamo, tecnico comunque è rimasto il nome in latino, e il display name che vedrete American House Dust Mite, che sarebbe gli acari della polvere domestica, che quindi è il nome più di semplice impatto.